semplice gesto di libertà, di riconoscenza, di gratitudine per un percorso che ha permesso a molti di loro e di noi di capire un po' di più chi siamo, che senso e che valore ha la nostra vita o può avere la nostra vita. Abbiamo riacquistata o trovato per la prima volta la dignità, abbiamo imparato ad essere uomini, ad essere un po' più uomini veri. Il momento di oggi non è il luogo ed il momento delle analisi puntuali, delle disquisizioni su chi ha ragione o torto. È il giorno del cuore e non della pancia, o almeno ci proviamo. Abbiamo imparato in questi anni che ci si può voler bene, che ci sono più motivi per poterci fidare reciprocamente che per non fidarsi. Abbiamo scoperto quanto falso sia il detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Non si può vivere bene e serenamente senza fidarsi di qualcuno, senza avere fiducia nell'uomo, senza avere fiducia in se stessi. La solidarietà che in questi giorni sta arrivando da ogni parte è una cosa commovente. Forse quella che apparentemente sembra una sconfitta inizia ad avere il sapore di una bella vittoria. Non molleremo comunque tutto, tenteremo di stare seduti su una sedia a due gambe. Un po' in questi anni ci siamo un po' allenati e ce la metteremo tutta. Mi piace, lo stesso sono nel Castorano, lavoro da 4 anni con la cooperativa, ci hanno messo in un cammino buono, speriamo che un giorno ritorneremo a essere con loro. Sto lavorando da 1 anno, ho incontrato brava gente che mi ha insegnato tante cose, ci hanno trattati come dei padri, ci hanno insegnato tante cose che non sapevo neanche di poter fare. Mi hanno fatto crescere, ho imparato tante cose che nessuno può togliere nella mia vita. Mi dispiace perché le cose belle è facile far sparire le cose belle, poi le cose brutte che dominano questo mondo, che secondo me non è giusto così. Ma intanto vi ringrazio loro per tutte le cose che hanno fatto per me, per il cambiamento, per crescere. Ti dico soltanto una parola: grazie. La mia domanda è: cosa farò io da adesso e poi? Su, in una cella 4x4, che devo fare? A starmene là mi dispiace che mi rompo la voce perché sono molto dispiaciuto. Ringrazio tutta l'operativa Gioco che mi ha dato la possibilità, e finora non me la può togliere nessuno, questa che mi ha dato, di essermi presente, di essermi sempre vivo in questa procedura. Grazie a tutti. Mi dispiace solo per quelli che perderanno il lavoro. Non è detto che io posso anche rimanere, posso perdere pure io. Io sto progettando il futuro qui a Padova, ho chiesto un permesso se mi danno la concessione di avere un figlio con la mia compagna. È solo questa idea che non possiamo essere trasferiti, viene chiuso il lavoro qui, questa cosa mi fa star male sinceramente, solo a pensarlo. Spero che non succeda. Tra le cattive notizie ne ho saputo oggi una buona, che un ragazzo che è uscito l'anno scorso dalla pasticceria, un albanese, si è aperto una pasticceria in Albania. Questo grazie a quello che è stato fatto qua dentro, parte degli installatori, Il lavoro ci dà la dignità. Chi lavora è degno, ha una dignità speciale. E dove non è lavoro manca la dignità.
non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù. Credo che queste realtà meritino un'attenzione e un rispetto particolare, non solo dalle istituzioni, non solo dalla società civile, ma anche e soprattutto da chi regola e governa questo Paese. Io sono fiduciosa, speranzosa e vi dico che la speranza mi nasce anche da qualche momento che mi è stato concesso, permesso anche nei mesi scorsi di trascorrere dei giorni con queste persone e ne sono uscita da questi incontri arricchita e soprattutto veramente piena di speranza.